Sono emozionato, mi sono alzato 2 minuti prima di parlare. Siamo veramente tanti qua dentro, ma bisogna andare a prendere anche quelli fuori, come ha detto prima il sindaco. Allora, buon pomeriggio a tutti. Grazie agli organizzatori. Sì, l'emozione è tanta, Grazie agli organizzatori che hanno permesso la riuscita di questo evento e grazie a tutti voi che siete qui oggi. Sono Marco Beghetto, ho 31 anni e vivo a Tombolo con la mia famiglia. Conosco la galassia indipendentista o autonomista o che parla di autogoverno, chiamiamolo così oggi, da almeno 7 anni, prima in Veneto Stato, poi in Indipendenza Veneta. Il lavoro che abbiamo fatto con molti di voi qui presenti oggi è stato importantissimo. Funziona? È stato importantissimo perché grazie ai gazebo che abbiamo fatto la domenica mattina nei mercati, lungo le strade, grazie alle campagne di raccolta firme, alle migliaia di lettere mandate ai consiglieri regionali, siamo riusciti comunque ad andare a votare, perché votare per l'autonomia comunque è stata una vittoria nostra, perché Zaia non lo voleva fare, l'abbiamo costretto a farlo. Quando la gente veniva sotto i nostri gazebi era contenta, perché gli davamo un sogno, il sogno che abbiamo tutti. Ma 5 anni fa, quando gli abbiamo chiesto il voto, tante persone ci dicevano, gli attivisti lo sanno, sì, voi altri gavi ragione, però sì, tanti partiti, piccolini, ognuno di voi il suo, con tutti voi la stessa roba, ma sì, in tanti, perché non vi metti insieme? Ecco, oggi siamo qui a dire che siamo tutti insieme e non si può fare manco del partito dei Veneti. Oggi parlo da consigliere comunale del mio comune a Tombolo, ma oggi sono contento di essere qua assieme a tutti voi per dire, come ha detto Sebastiano Venier durante la battaglia di Lepato, non si può far de manco. Non si può far de manco di cosa? Di appoggiare e sponsorizzare il Partito dei Veneti, che vuole rilanciare il Veneto. Come? Lo vuole rilanciare unendo i veneti e non dividendoli. Vuole riavvicinare la politica al territorio, rispondendo solamente alle istanze della nostra gente. Scusatemi che tremo, ma veramente vengono dal cuore queste parole. E il punto fondamentale è questo: rilanciare il Veneto con una riforma culturale, partendo dalla scuola e valorizzando le nostre tradizioni. Appoggiare il Partito dei Veneti per me è un dovere civico ed è frutto di una riflessione razionale. Ho letto sui vari social, sui vari blog, su qualche giornale che nasciamo in antitesi ad altri partiti, uno in particolare senza citarlo. È una cosa sbagliatissima. Noi nasciamo oggi per la nostra gente e per il nostro territorio. E adesso, senza dilungarmi tanto, vi lascio con una citazione di uno storico importante che i catalani ci stanno insegnando a inseguirlo e a conoscerlo. Gandhi: nulla si ottiene senza sacrificio e coraggio. Se si fa una cosa apertamente, si può anche soffrire di più, ma alla fine l'azione sarà più efficace. Chi ha ragione ed è capace di soffrire, alla fine vince. Questo per ribadirvi, come altri prima di me hanno detto, che non avremo una strada facile, ma se avremo la lungimiranza di crederci, vinceremo! Viva San Marco!